Buongiorno, ben ritrovati. Focus TG, l'appuntamento con l'informazione su Rete Veneta, un'ampia pagina purtroppo dedicata a violenza, alle violenze, alle risse, alle violente risse con conseguenze anche drammatiche. Protagonisti giovani, giovanissimi, ma non solo. Parleremo di una violenta rissa avvenuta nella tarda serata di ieri al Villaggio del Sole a Vicenza. C'è un 45enne in coma, in rianimazione. C'è l'indagine della polizia su un'altra rissa avvenuta in una discoteca del Padovano qualche tempo fa, ma con un sedicenne che purtroppo, dopo aver battuto la testa, aver ricevuto un pugno, aver battuto la testa, è entrato in coma. C'è una violenta rissa della scorsa notte tra giovanissimi a Conegliano, quindi proprio un'ampia pagina dedicata a questa situazione che fa tornare ovviamente subito alla mente la proposta del governo, cioè della imputabilità dei minori fino a 14, dai 14 anni, una proposta del governo che fa discutere. Minori che si rendono responsabili di reati sempre più gravi, un fenomeno che sta preoccupando non poco. Omicidi, rapine, aggressioni e di colpevoli sempre più giovani. Il governo ha così deciso una stretta sui minori in caso di reati. Dai 14 ai 18 anni saranno sempre considerati imputabili. La novità esce dal Consiglio dei Ministri con un provvedimento che estende la possibilità di dichiarare punibile anche il minore tra i 14 e i 18 anni, salvo venga accertata l'incapacità di intendere e volere. Chi sbaglia risponde delle sue azioni, anche se minorenne, ha detto a chiari note la Premier Meloni. Soddisfatto il sindaco di Treviso Mario Conte, città che ha affrontato nell'ultimo periodo alcuni episodi anche gravi di delinquenza minorile. Il tema della violenza giovanile sta caratterizzando un po' tutte le città, chi più che meno, con la presenza di questi cosiddetti maranza che di fatto rovinano la vita delle comunità, delle attività commerciali, e quindi era necessaria una risposta poderosa da parte dello Stato. Poi il sindaco aggiunge: oggi richiamiamo la responsabilità di chi commette questi atti criminosi, quindi bene ha fatto il governo, è uno strumento in più dato alle forze dell'ordine, soprattutto uno strumento normativo in più per punire coloro che vengono nel nostro paese o che vivono nel nostro paese nonostante la giovane età e hanno voglia di disturbare, saranno chiamati a rispondere delle proprie azioni. Cauto l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia, che parla di risposta politica importante rispetto ad un fenomeno in crescita. Devo dire che da un lato la risposta politica era alla luce di quelli che sono gli accadimenti in tutte le città d'Italia negli ultimi anni, certamente una risposta quasi obbligata. Dall'altra parte bisogna valutare comunque quella che è un aspetto che non può essere sottovalutato, che è quello della valutazione di natura scientifica sulla capacità dei minori, soprattutto in una certa età, che ritenerla presunta forse contrasta con quelli che sono degli studi che nel corso dei decenni hanno coinvolto la psicologia infantile anche, e che quindi ha portato il legislatore già da diversi anni a ritenere che quella presunzione di incapacità nei confronti del minore fosse effettivamente esistente. Non è convinta di una nuova proposta invece l'avvocato Tocchetto del Partito Democratico. Devo dire che questi del governo non sanno assolutamente decidere, cioè fanno leggi su leggi, che peraltro ci sono già, imputabilità mi pare anche ai 14 anni, che però secondo me potranno, siccome sicuramente saranno in contrasto con le leggi attuali della penale, sicuramente alla fine poi ci saranno una serie di ricorsi che annulleranno molte di queste normative. Allora, quello che voglio dire è che è un problema serio e bisogna investire sui giovani, ma cercare di punirli con leggi su leggi mi pare che non aggiungano alcun risultato. Decreto che ora dovrà essere approvato dal Parlamento. E mentre si dibatte politicamente su questa proposta del governo, la squadra mobile di Padova indaga sulle gravi condizioni in cui versa un sedicenne che ha battuto la testa dopo essere stato colpito da un pugno in discoteca, e quindi indaga sulla dinamica di quanto accaduto. Valentina Visentin con Cristian Roca Allende, buongiorno.
Sì, buongiorno. Una notte di divertimento che ha rischiato di avere conseguenze molto gravi, quella che è avvenuta la notte tra il 30 giugno e il 1 luglio qui a Padova. C'è un problema con il collegamento, mi pare di capire, cerchiamo di ripristinarlo il prima possibile. Ecco, adesso la vediamo di nuovo. Valentina. Sì, buongiorno, dicevamo una notte di divertimento che ha rischiato di finire in tragedia. C'è un ragazzo di 16 anni ancora in coma dopo aver sbattuto la testa all'uscita della discoteca. La lite era iniziata all'interno qui alla discoteca Q di Piazza Insurrezione e i ragazzi poi erano usciti e il gruppetto dove c'era questo sedicenne che poi è stato aggredito, si era allontanato, ha fatto pochi metri per raggiungere via Dante e qui è stato raggiunto dall'altro gruppo dove a quanto pare un 19enne che è già stato identificato dalla squadra mobile lo avrebbe spinto. Il ragazzo è caduto a terra battendo violentemente il capo sul marciapiede, è stato portato d'urgenza in ospedale dove si trova in coma per una frattura dell'osso occipitale sinistro e una grave contusione cerebrale. In questi giorni le sue condizioni stanno lentamente migliorando e quindi si attende una sua completa guarigione per poi capire anche quali lesioni abbia riportato e quindi capire di che cosa sia responsabile il 19enne che lo ha aggredito dopo questo diverbio che dicevamo è iniziato in discoteca ma è avvenuto di fatto all'esterno mentre i ragazzi si stavano allontanando per rientrare a casa. Quel che insomma è certo è che questo episodio poteva avere conseguenze ben più gravi perché il ragazzo ha rischiato di morire e riporta l'attenzione tanti episodi di violenza giovanile che si sono verificati qui in città e sono di pochi giorni i dati diffusi a livello nazionale sulla violenza giovanile. A Padova dall'inizio dell'anno sono stati 1250 i giovani violenti identificati, di cui 150 minorenni solo nel Padovano e nell'ultimo periodo, lo ricorderete, anche all'Arcella ci sono stati episodi di violenza con ventenni che sullo stile di quella che viene chiamata stesa napoletana in macchina hanno sparato dei colpi di pistola, prima nel quartiere Arcella, poi all'esterno del festival di Sherwood, quasi come un gesto di intimidazione. Quindi sono episodi che preoccupano proprio perché appunto come protagonisti ci sono sempre ragazzi molto giovani, poco più che ventenni e molto spesso anche minorenni come in questo caso, perché appunto il sedicenne che si trova tuttora ricoverato in ospedale con oltre 45 giorni di prognosi, appunto è un ragazzo di appena 16 anni. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Vesentieri, stiamo a Padova per parlare di un tredicenne, però è il tredicenne che ha lanciato quella statuetta uccidendo a Napoli, ai quartieri spagnoli, la trentenne Chiara Iaconis e ci sono delle novità a livello giudiziario. Si ricorre in appello per il tredicenne che avrebbe lanciato l'oggetto dalla sua abitazione nei quartieri spagnoli. Esatti dalla morte di Chiara Iaconis si discuterà il ricorso presentato dagli avvocati che difendono il minorenne che avrebbe lanciato la statua di onice che ha colpito a morte la trentenne padovana mentre era in vacanza e stava passeggiando nei quartieri spagnoli a Napoli. Il 17 settembre in Corte d'Appello del Tribunale dei minorenni di Napoli si discuterà il ricorso. Il minorenne, che all'epoca dei fatti aveva meno di 14 anni, è già stato ritenuto non imputabile per la sua età, ma i genitori chiedono che venga prosciolto con formula piena perché non esistono prove, oltre ogni ragionevole dubbio, che abbia lanciato la statuetta dalla finestra. Una tesi contraria a quello che invece sostiene la procura, visto che il bambino non era nuovo a lanci di oggetti dal balcone. I genitori del minorenne andranno a processo il prossimo 23 ottobre con l'accusa di omessa vigilanza e cooperazione in omicidio colposo. Lo dicevamo, tanti purtroppo le violenze, le risse in queste ore. Abbiamo parlato di Padova, fra poco andremo a Conegliano, prima però andiamo a Vicenza, Villaggio del Sole, c'è un 45enne in rianimazione. Daniele Garbin, buongiorno.
Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori, confermo, sono qui con Giovanni Rolando, consigliere regionale, ex consigliere comunale, e il signor Gigi che è qui il residente nella zona, quindi questa è la via Toniolo dove è successo questa aggressione ieri sera verso le 22, due ubriachi. Ecco, chiediamo subito al signor Gigi che era presente lì sul posto, cosa ha visto, cosa ha sentito. Allora, abbiamo visto che prima cosa la zuffa è partita sicuramente dal bar qui vicino, di cui è successo questo incremento di litigio nel momento. Poi si sono spostati verso la zona qua verde che abbiamo qua dietro, e di cui purtroppo da lì da come che ho sentito, perché direttamente non ero direttamente lì che ho visto dopo, che si sono azzuffati con delle bottiglie, poi alla fine si sono, diciamo, forse erano un po' alticci col gomito e si sono arrivati a fare a questa persona, a portarlo a essere, secondo me, quasi svenuto, per non dire di più. Succedono spesso queste aggressioni qui? Ma è successo anche 20 giorni fa, un mese, che un nostro vicino qua è stato aggredito da una persona di colore, che purtroppo per fortuna è andata bene, non è successo quasi niente. Noi, cosa succede? Purtroppo siamo invasi da questi litigi, da queste persone che vanno in scadescenza, di cui perdono la testa. Ecco, diciamo che le aggressioni forse avvengono più o meno frequentemente, il fatto che avvengano qui a Villaggio del Sole resta comunque problematico, perché ricordiamo è una zona con edilizia popolare che insomma riceve da tempo una serie di persone di diverse nazionalità, a volte l'integrazione è anche difficile, è così per cui... È così sì, perché a un certo punto ormai è cambiato tutto e purtroppo ci sono integrazioni di molte persone che sono diverse, sono sempre, no? Però sono diverse tra loro e hanno un modo di pensare, di fare, e secondo me dopo vedono le cose sbagliate e purtroppo succede questi fatti che secondo me non è più bello vedere. Non è più bello restarci. Che cosa chiedete voi? Ma noi chiediamo molto più sicurezza, noi chiediamo più un sistema anche di illuminazione e anche molta più, diciamo, vigilanza. Purtroppo lo Stato è com'è, dobbiamo anche capire, però dobbiamo avere più vigilanza per essere più sereni, per capire che purtroppo il mondo è cambiato, però dobbiamo essere anche noi cittadini più tranquilli nel momento che noi usciamo, senza avere l'inghippo di girarsi 2 o 3 volte, perché non si sa mai cosa abbiamo dietro. Allora una battuta anche a Giovanni Rolando, lei che conosce da tempo questa zona, questi fatti che avvengono qui hanno una valenza diversa. Il ripetersi di questi episodi sempre di più testimonia una difficoltà, la parola è sicurezza. Per rendere più sicure questi quartieri, Villaggio del Sole, Villaggio della Produttività, occorre avere una progettualità chiara, ovvero la parola è prevenire, 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 deterrenza. Io credo che, come abbiamo più volte sollecitato e proposto, la presenza costante di un vigile o poliziotto di quartiere che viene identificato da tutta la popolazione, al quale puoi rivolgerti anche per segnalare alcune cose, sarebbe non solo auspicabile, ma è indispensabile. Poliziotto di quartiere per prevenire. Nello stesso tempo il problema è illuminazione pubblica. Illuminazione pubblica in quel grande condominio lì, dove peraltro si sono verificate aggressioni e anche furti di una moto pochi giorni fa. Sì. E qui anche l'illuminazione del sottopasso che collega i due quartieri, una semplicissima
luce crepuscolare che quando il sole tramonta fino al mattino, questo è già un grande segno a cui possiamo aspirare. Perfetto, intanto ringraziamo Giovanni Rolando, direi da Vicenza è tutto. Nicola, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin. Da Vicenza a Conegliano, lo dicevamo in apertura, la rissa tra giovanissimo, meglio un agguato con un bersaglio ben preciso. C'è un video che sta diventando virale sui social che testimonia la violenza avvenuta sotto gli occhi praticamente degli automobilisti e dei passanti. Cristian Arboit in pieno centro a Conegliano con Tommaso Migotto, buongiorno. Buongiorno a te Nicola e ai telespettatori di Rete Veneta. Siamo ai giardinetti di San Martino, uno dei parchi pubblici principali della città del Cima, a ridosso del centro. Qui ieri sera si è sviluppata una violenta lite proprio all'interno di questo parco tra gli alberi. Protagonisti due gruppi di giovani, giovanissimi, bulli, maranza, chiamateli come volete. Fatto sta che i toni sono stati accesissimi fin dall'inizio. Poi questa violenta lite si è portata in strada verso via Fenzi. Questa è la via che per intenderci collega il centro di Conegliano con la stazione. Si sono portati quindi verso la strada e qui è nato un vero e proprio pestaggio con alcuni soggetti di questo branco che si sono scagliati contro un ragazzo in particolare, prendendolo a calci in pugni, un pugno anche in pieno volto, con il ragazzo che poi ha chiamato le forze dell'ordine. C'è stato un ampio dispiegamento, sono arrivati i carabinieri e chiaramente sono scene che non sono passate inosservate né tra gli automobilisti che sono passati né tra i residenti della zona. Ci sono delle immagini, le state vedendo, sono immagini che sono state girate poi sui social, sono diventate in qualche modo virali e queste indagini poi stanno servendo in queste ore agli inquirenti e ai carabinieri in particolare per ricostruire la serata. Ma vediamo proprio i momenti salienti di questo che tu hai chiamato agguato, di certo un pestaggio, più persone contro un solo ragazzo. Queste le immagini che raccontano appunto di un violento pestaggio con questo ragazzo, lo ripeto, che sta formalizzando a quanto pare denuncia presso la caserma dei carabinieri. Un fatto che indigna lo stesso sindaco Fabio Chies, che ho sentito poco fa, ferma la condanna. Chies dice sostanzialmente: mi auguro che questi soggetti vengano puniti, sono scene indegne per la nostra città. Qui a rappresentare l'amministrazione c'è il consigliere comunale Dino Parrano. Buongiorno Parrano, chiedo anche a lei una reazione a caldo di fronte a queste immagini, questa violenta aggressione che si è portata addirittura in mezzo alla strada. Sono episodi che di sicuro non fanno bene all'immagine della città e non posso che unirmi a quanto detto già dal nostro sindaco Fabio Chies e spero assolutamente che ovviamente i responsabili vengano individuati e francamente ho anche una certa sicurezza che ciò avvenga, perché abbiamo la fortuna di essere in una città che tutto sommato è
altamente presidiata, abbiamo un comando di polizia, abbiamo un comando di vigili urbani che è all'avanguardia anche dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda il controllo del territorio attraverso la videosorveglianza, e quindi credo che insomma si arriverà sicuramente a una giusta individuazione dei personaggi e spero e mi auguro assolutamente anche una giusta punizione, insomma, o quantomeno almeno una correzione. Infatti a livello investigativo c'è un combinato disposto tra immagini girate sui social, girate quindi dai residenti, e immagini della videosorveglianza, quindi teoricamente si dovrebbe risalire in tempi anche abbastanza brevi ai responsabili. Sì, sono molto ottimista. Lei è sono molto ottimista da questo punto. E poi che cosa si augura? Beh, mi auguro assolutamente che certi episodi ovviamente non si possano ripetere. Io credo soprattutto che la sicurezza di una città si veda nella certezza dell'individuazione appunto di responsabili che si rendono colpevoli di episodi anche di questo genere, quanto più invece di una forma di repressione o di controllo preventivo che sia per risorse sia è impossibile da esercitare sul territorio. Però un controllo ex post con l'individuazione invece dei responsabili, questo è auspicabile, credo che ciò possa avvenire insomma con una certa facilità, almeno qui a Conegliano. Questo mi auguro di vedere e di poter testimoniare nel prossimo futuro. D'altra parte, se guardiamo anche gli episodi recenti, è sempre stato così. Tutti gli episodi che si sono verificati a Conegliano poi hanno avuto un seguito positivo da quel punto di vista. Sono stati individuati, sono stati colpiti, e quindi mi auguro che questo sia una stessa identica situazione. Il copione in qualche modo si ripeta. Il copione si ripeta, e non vorrei anche che si esagerasse nella quantificazione di quanto è successo, perché ancora non abbiamo neanche elementi per capire chi e cosa sono stati, quali sono state le motivazioni eccetera. Ricordo che, come ho avuto modo già di dire in altre occasioni, Conegliano negli anni '80 aveva e soffriva di un degrado che non è neanche paragonabile a quello di oggi. Ripeto, basta pensare alle vecchie scalinate degli Alpini piuttosto che a Via del Teatro Vecchio, che erano praticamente zone che erano quasi off limit per i cittadini. La sera non si andava perché c'erano grossi problemi di tossicodipendenza. Oggi queste finestre non le abbiamo più. Certo, abbiamo comunque capacità di testimoniare il degrado che una volta non c'erano. Oggi c'è una diffusione dei mezzi di registrazione attraverso telefonini e via dicendo. Oggi è facilissimo puntare l'indignazione della gente attraverso un video senza magari appunto capire chi, cosa, il contesto e via dicendo. Quindi c'è anche un fattore moltiplicativo, diciamo così, comunicativo. Grazie davvero Parrano, consigliere comunale a Conegliano, dove continuano chiaramente le indagini, ma i fenomeni di violenza giovanile non sono appunto rari. Nella giornata di ieri un giovane è stato rapinato dalla propria collanina in via San Liberale a Treviso. Il responsabile è stato subito rintracciato dalle forze dell'ordine, dalla polizia locale, è stato individuato e fermato. Si tratta di un 23enne tunisino. Questo il quadro, chiaramente tutti gli aggiornamenti nel corso dei nostri telegiornali serali. Per il momento da Conegliano è tutto. Con Tommaso Migot, Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Nel frattempo c'è anche la notizia e fra poco vi daremo qualche informazione su questa notizia di un cadavere trovato al Parco Catene di Marghera. Ci sono indagini in corso al vaglio della polizia al Parco Catene di Marghera. Restando nel veneziano, restando alle risse, ci sono 20 giorni di prognosi per un 20enne tunisino appartenente a uno dei clan che sta terrorizzando il centro storico dopo l'ennesimo regolamento di conti a colpi di spranga e coltello nelle cali di Venezia. Sangue tra i Masegni dell'Erbaria, nel cuore di Venezia, ennesima notte di violenza che ha scosso il centro storico. Erano da poco passate le 4 del mattino quando una rissa è degenerata in un'aggressione a colpi di coltello e spranga. A dare l'allarme i residenti svegliati dalle urla provenienti da Campo Bella Vienna. All'arrivo dei soccorsi un 20enne tunisino giaceva a terra, ferito alla testa e raggiunto da una coltellata alla schiena. Trasportato in ospedale se la caverà con una prognosi di 20 giorni. Il secondo giovane coinvolto è stato individuato
avvenuto circa 2 ore più tardi a Piazzale Roma. Profonde le ferite alle braccia che hanno lasciato strisce di sangue nelle calli. Agli agenti ha raccontato di essersi ferito mentre cercava di separare i contendenti, ma ha rifiutato il ricovero. Secondo i primi accertamenti della polizia, i 2 ventenni appartengono alle famiglie tunisine Sakka e Mallat, protagoniste dei mesi scorsi dei violenti scontri in città. Questa volta però i 2 giovani sarebbero stati alleati contro un gruppo di ragazzi sudamericani. Gli aggressori sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Determinanti per le indagini saranno ora le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona di Rialto. Si è invece consegnato ai carabinieri l'autore della tentata rapina avvenuta 2 giorni fa nel tardo pomeriggio a Venezia. Lo ricorderete, un individuo che era entrato con una specie di mitraglietta, era una mitraglietta soft air, ma questo ovviamente gli avventori non potevano saperlo, e che ha picchiato anche il dipendente di una sala slot perché appunto cercava l'incasso della giornata. A parlare ai nostri microfoni è proprio il dipendente che è stato aggredito, e c'è anche il video della colluttazione. Ecco la scena ripresa da alcuni turisti sconvolti per quello che stava accadendo all'esterno della sala slot in Calle delle Due Spade a Venezia, dove poco prima un 26enne era entrato tentando una rapina. Non era però preparato alla reazione di Andrea, il dipendente 43enne che ha avuto sangue freddo affrontandolo. E mi si presenta davanti, sono tipo intabarrato, tipo passamontagna, occhiali, che poi era un sacco dell'immondizia in testa, e mi punta una mitraglietta che non riconosco che è finta, e tanto che al momento penso sia uno scherzo, solo che dopo pochi secondi entra in ufficio, dà il calcio alla porta, entra in ufficio e mi punta la mitraglietta al petto, al che io mi alzo, cerco di disarmarlo e lo inseguo per buttarlo fuori dal locale. A quel punto il dipendente è riuscito a trascinare fuori il 26enne e all'esterno della sala slot c'è stata un'ulteriore colluttazione. Come si vede nei video girati dai turisti, mentre le immagini delle telecamere di videosorveglianza del locale sono al vaglio degli investigatori. Una volta all'esterno, il 26enne è riuscito a dileguarsi mentre Andrea si rialzava. Nel momento in cui ho realizzato quello che stava succedendo, ho avuto quel secondo di paura che mi ha fatto reagire in questa maniera. Non si era reso conto che poco prima il 26enne l'aveva colpito alla testa con la finta mitraglietta. Sul filmato si vede che mentre io lo placco, lui divincolandosi mi colpisce, non so se sembra che sia lui a colpirmi, e mi fa la ferita sulla testa. Quindi lei lì per lì non se ne è reso conto? No, mi sono reso conto di essere ferito dopo che sono tornato dentro, che avevo la maglia piena di sangue. Solo in seguito il dipendente si è reso conto di quello che era accaduto e del fatto che sarebbe potuta andare peggio. Ho realizzato subito quello che è successo. Il mio pensiero è andato a mia moglie e mie figlie, che sono in vacanza e si sarebbero preoccupate, però io non potevo non dirglielo perché se mi chiamano e non rispondo si preoccupano ancora di più. E a distanza di un giorno, diciamo che da 24 anni circa che lavoro in questo settore, questa è la prima volta che succede una cosa così, diciamo, importante. È stato un bene quello che sia accaduto, perché in quel momento lì non ci vedevo più e avrei fatto qualcosa che magari non dovevo fare. Nelle ore seguenti il 26enne è stato inseguito tra le calli dalle pattuglie e delle volanti della questura, ma alla fine si è consegnato spontaneamente in una caserma dei carabinieri. Il messaggio di Andrea è chiaro: imprenditori, cittadini e non solo, dice, non sono abbastanza tutelati. Alle persone che hanno un'attività, ai poliziotti carabinieri, che non possono fare niente purtroppo. Le leggi non si tutelano, ok, è vero, però dovrebbero aver modo i politici, il governo, di poterle cambiare e non che vengano bloccati in qualsiasi momento. E le persone, quando fanno queste robe qua, non potessero più aver modo di farle, e quindi la punizione giusta è dentro. Dalla sala slot nel mirino del bandito al bar di Ponte della Priola, che è stato sospeso per 5 giorni dopo una rissa con coltelli e droga.
5 giorni di sospensione della licenza per il bar Al Quadrivio di Ponte della Priula, teatro lo scorso 4 giugno di una rissa che ha visto protagonisti alcuni avventori stranieri e culminata con un tentativo di aggressione, coltelli alla mano. In quella circostanza sono intervenute alcune pattuglie di polizia e carabinieri che, dopo aver sedato gli animi, hanno sequestrato 2 coltelli da cucina e sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. Gli agenti avevano inoltre rilevato lo svolgimento di lavoro irregolare da parte della banconista, che aveva anche omesso di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Il provvedimento, su proposta dei carabinieri, è stato emanato dal questore di Treviso Alessandra Simone per motivi di ordine pubblico e sicurezza collettiva, con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del bar, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale. Le forze dell'ordine hanno accertato che nell'ultimo periodo il locale era diventato luogo di ritrovo di pregiudicati e persone con precedenti per furti, aggressioni, spaccio e reati in materia di armi e immigrazione. Fra qualche istante di pubblicità, prima però vi ricordo che ci sono indagini in corso in questo momento da parte della polizia per un cadavere che è stato trovato questa mattina al Parco Catene di Marghera, il Parco di Catene di Marghera, e appunto fra poco vedremo di capire qualche dettaglio in più con i nostri inviati della redazione di Venezia. Ripartiremo subito dopo la pubblicità parlando di un'altra piaga, quella dei furti. Parleremo di quanto accaduto a Ponte della Priula con i banditi che tentano di, anzi hanno sfondato a picconate il muro di una casa per prelevare una cassaforte, anche se il colpo è andato a vuoto, e poi anche furti a Martellago. A fra poco. Verso le 2 di notte abbiamo sentito dei colpi tremendi, penso avessero un piccone, una mazza, e battevano su. Al momento pensavamo fosse un'imitazione e poi invece ci siamo accorti che erano vicini alla nostra casa. Notte di paura a Ponte della Priula, dove i ladri hanno preso di mira un'abitazione a Schiera in via Mandre. I proprietari non erano in casa. A raccontare l'accaduto i vicini, svegliati di soprassalto dai colpi fortissimi con i quali i malviventi, dopo aver scassinato una finestra, sembravano quasi voler buttar giù il muro della villetta. Ho aperto il balcone per vedere cosa c'era, al momento si sono fermati, come l'ho richiuso hanno finito il lavoro. Ma c'erano dei colpi tremendi e siamo usciti fuori, ma non c'erano già più. I colpi erano talmente forti da essere uditi anche dalla famiglia che abita dal lato opposto della strada, dove moglie e marito stavano dormendo. È stato lui a chiamare i carabinieri dopo essere uscito di corsa. Lui ha visto qualcuno scappare e la macchina l'avevano là praticamente. Abbiamo chiamato i carabinieri e tutto quanto. Sono arrivati, ma sono andati a vedere e era tutto un disastro, insomma, ecco. Però non hanno portato via, mi sembra, niente insomma di grave. Ho parlato con la signora, ma niente insomma. E basta. C'era anche la signora qua che sembrava che gli buttassero giù il muro, perché con i botti veramente per tirare fuori anche questa cassaforte. I ladri erano almeno in 2, pare di giovane età. Forse un terzo complice li attendeva all'esterno in auto. Potrebbero essere gli stessi che hanno colpito qualche chilometro più avanti, anche in via Asilo a Santa Lucia di Piave. Quello che è certo è che lo spavento della notte non sarà facilmente dimenticato. Dopo le 2 non abbiamo più dormito, anche perché tra la tensione e la paura non abbiamo più dormito. Non è roba di tutti i giorni. La paura c'era, anche perché al momento avevamo anche noi il balcone in spesa per il caldo e chissà mai che se sono venuti dietro arrivavano anche dentro da noi. E dopo dalle 3 alle 4 c'è anche l'adrenalina e tutto quanto, perché sapevamo, l'abbiamo visti e tutto. Fa paura, sì, fa paura, sì. Erano circa le 21:30 di una sera d'estate. I coniugi residenti in via Silvio Pellico a Olmo di Martellago, finito di cenare, stavano guardando la televisione in salotto. Un rumore sospetto ha allertato il proprietario della casa, che è corso al piano superiore per vedere da dove provenisse. È stato in quel momento che si è trovato faccia a faccia con i ladri. Incappucciati si erano fatti strada al piano superiore dal giardino. Saliti dalla terrazza del primo piano, hanno prima alzato la tapparella, poi mandato in frantumi una grande porta-finestra. Quello
il rumore sospetto che ha fatto sobbalzare la coppia dal divano. Appena si sono diretti al piano superiore, i due malviventi sono fuggiti a gambe levate. Esasperati i residenti. Questa situazione, dicono, deve finire. Siamo rientrati parlando dei furti nelle abitazioni, ma c'è anche un altro tipo di furti davvero incredibile, quello che è stato scoperto a Quinto di Treviso, un magnete sopra il contatore, così in 5 anni hanno rubato corrente per oltre 30.000 euro. La finanza ha denunciato i due titolari di un bar. Abbiamo notato questo apparecchio che era occultato da un paio di scatole, quindi diciamo non immediatamente visibili, e anche diciamo della plastica davanti, proprio per non dare modo di vedere o notare qualcosa di anomalo. Al controllo abbiamo notato che non soltanto c'era questo magnete molto grosso e potente attaccato al contatore, ma riduceva l'energia elettrica del 97%, questo nel periodo accertabile per 5 anni. E in realtà abbiamo visto che il periodo andava anche in un periodo diciamo di natura antecedente. Un grosso magnete occultato in una doppia scatola di cartone e avvolto in della plastica, posizionato poi vicino al contatore di riferimento, un trucco per pagare meno in bolletta, facendo figurare consumi ridotti del 97% rispetto a quelli reali del bar che gestivano a Quinto di Treviso. La Guardia di Finanza, insieme ad Enel Distribuzione, ha scoperto un furto aggravato di energia elettrica che andava avanti da almeno 5 anni se non più, per un totale di almeno 187.000 kW, corrispondente ad un danno economico di oltre 32.000 euro, IVA esclusa. Un trucco non troppo sofisticato e ben conosciuto dai finanzieri. Queste tipologie di comportamenti un po' si evolvono e si specializzano un po' in tutto il territorio nazionale. In questo caso il magnete, che è la parte più rudimentale, che funziona soltanto su alcune tipologie di contatori. Quelli più moderni non lo permettono perché hanno una parte schermata che impedisce al magnete di arrivare diciamo, a ridurre quello che è il consumo. Una condotta illecita da parte della coppia che trova un vantaggio competitivo anche nei confronti delle altre attività della zona, potendo praticare prezzi ridotti, ma soprattutto un comportamento che poteva anche portarli in prigione. Potevano rischiare addirittura l'arresto sul momento. Essendo stato appurato in una fase successiva, quindi dopo le indagini tecniche e approfondimenti dei signori tecnici dell'Enel, loro rischieranno comunque tenteranno chiaramente di ridurre la parte, non andranno chiaramente in galera per renderla in termini semplici, ma dovranno pagare una sanzione piuttosto importante. Da questo furto davvero particolare a quanto accaduto a Fara Vicentino, c'è un uomo denunciato per violenza privata dai carabinieri dopo che ha inseguito un automobilista e anche cercato di speronarlo. Avrebbe inseguito un altro automobilista lungo la strada provinciale 67 di Fara, cercando anche di speronare l'auto dopo una presunta manovra imprudente dell'altro automobilista. Per questo un uomo residente nel Vicentino è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Breganze per l'ipotesi di violenza privata. L'episodio risale alla tarda serata di qualche giorno fa ed è avvenuto nel territorio comunale di Fara. A far scattare le indagini è stata la denuncia di un tienese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'indagato, al volante della propria vettura, avrebbe reagito a una presunta manovra azzardata del tienese, inseguendolo e tentando di speronare il suo veicolo. L'automobilista, preso di mira, non ha riportato lesioni, ma l'accaduto è stato ritenuto sufficientemente grave da portare alla denuncia da parte dei carabinieri. I militari sono riusciti a identificare il responsabile al termine degli accertamenti e a segnalarlo alla Procura della Repubblica di Vicenza. Ha lottato per 5 giorni in ospedale e non ce l'ha fatta. Purtroppo Adam Sbizzera, il 25enne di Alano di Piave nel Bellunese, che era rimasto coinvolto nel grave incidente stradale domenica scorsa a Montebelluna in sella alla sua moto. Ha combattuto tra la vita e la morte per 5 giorni nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cafoncello. Il cuore di Adam Sbizzera, 25 anni, ha cessato di battere nelle scorse ore. Il dolore della famiglia e dell'intera comunità di Alano di Piave nel Basso Feltrino, dove il giovane viveva. Il ricordo del vice sindaco Michela Simioni, che lo conosceva fin da piccolo. Un ragazzo molto educato, perché anche oggi in paese le voci che sentivo questa mattina dalle persone anziane, i bambini, mi dicevano sì, mi salutava sempre anche quando passava, perché lui aiutava appunto il padre, faceva l'autista in questi ultimi anni degli autobus e magari lo vedevi lì
nel cortile di casa che sistemava, puliva, e lui salutava sempre tutti con un sorriso quando passavano, era molto cordiale. Lo scorso maggio Adam era andato in moto alla scuola primaria perché aveva promesso ai bambini di mostrare la moto che lui aveva sistemato. Mi ha chiesto se potevo chiamare i ragazzini di quinta, perché gli aveva promesso che sarebbe passato un giorno per fargli vedere la moto che aveva sistemato in quei giorni. Mi ha detto: ma è nuova? No, non è nuova. E quindi ho chiamato questi ragazzini e sono stati lì un pezzo a parlare di pistoni, tempi, 4 tempi, queste cose, che anzi gli ho fatto la battuta: Adam, potresti venire a fare una lezione tu in classe, dal momento che sono più attenti a te che non noi insegnanti. Maestra, sì, potrei venire, ecco. Una tragedia che ha scosso tutti. Il gravissimo incidente è accaduto lungo la Feltrina a Montebelluna. Il giovane, in sella alla sua Kawasaki, si è scontrato con un'auto, una Dacia condotta da un 60enne. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Secondo la ricostruzione, il giovane bellunese in sella alla moto stava percorrendo la Feltrina in direzione Treviso quando, all'altezza della Sala Slot a Montebelluna, l'auto è sbucata da una stradina laterale e si è immessa sulla statale proprio nel momento in cui arrivava la moto. Lo schianto violentissimo, il fianco della vettura distrutto, a terra la 2 ruote. Adam era stato subito soccorso dai sanitari e portato d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni gravissime, purtroppo non ce l'ha fatta. Il dolore dei familiari e di una comunità che ha sperato fino all'ultimo in un miracolo. Adam amava i motori, le moto, la sua grande passione. Lavorava come autista per la storica azienda di famiglia. Il sindaco di Sette Ville, Bruno Zanolla, lo descrive come unico e solare. L'ultimo saluto ad Adam sarà nel campo sportivo di Sette Ville. È un terribile schianto tra 2 auto ieri pomeriggio, poco prima delle 16 in via Kennedy a Riese Pio X, una è finita fuori strada, lo vedete nelle immagini, e sono 3 le persone ferite. Fortunatamente nessuna sarebbe in pericolo di vita. Per liberare i feriti incastrati nelle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Castelfranco Veneto. È giunta sul posto anche l'ambulanza del SUEM 118 che ha trasportato i feriti in ospedale con codici di media gravità. I vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei 2 veicoli. Inevitabili i disagi e i rallentamenti alla viabilità, ovviamente per l'incidente. A proposito di viabilità, allora vedo che c'è già il nostro Lucio Zanato collegato, perché facciamo anche il punto un po' su quello che sta accadendo sulla rete autostradale. È un weekend da bollino nero nelle varie direttrici autostradali. Il nostro Lucio Zanato insieme al sindaco di Cessalto Emanuele Crosato, perché è uno snodo importante quello di Cessalto. Com'è la situazione, Lucio? La situazione è scorrevole in questo punto, devo dirti intanto buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta, però è intensa. Allora intanto vi dico che questo è il primo dei 5 bollini neri previsti da Autostrade Alto Adriatico, e in questo 25 luglio vengono previsti 182.000 transiti nelle 24 ore. Va ricordato anche che dalle 8 alle 16 c'è il fermo dei mezzi pesanti, e noi che siamo qui nella stazione di servizio Calsorte li vediamo tutti quanti fermi, fermo che proseguirà domani mattina dalle 7 alle 22, proprio il divieto di transito, proprio per facilitare quello che si dice il transito di chi va e torna dalle vacanze. Per quanto riguarda invece le notizie della viabilità, ti dico che almeno fino a una decina di minuti fa erano segnalate code nello svincolo, anzi in uscita per le località di villeggiatura, ovvero Lignano, Bibione, quindi lo svincolo di Latisana, e poi altri 2 svincoli interessati e interessanti sono quelli Palmanova Tarvisio, quindi verso Udine, e l'altro svincolo sempre qui sulla A4 invece di Portogruaro verso la A28. Si parla comunque di code a tratti, quindi non di traffico fermo, cosa che invece nell'altro tratto dell'autostrada A4, quello verso Brescia e Milano, invece c'è un incidente in corso e lì proprio il traffico è bloccato. Detto questo, fatto la viabilità, diciamo così, per chi si deve mettere in viaggio nel pomeriggio o nella giornata di domani, sindaco, qui come sempre è uno svincolo importante e voi siete uno svincolo importante per i tratti a mare. Però visto che abbiamo sentito i 2 incidenti prima, lei mi diceva insomma tutto sommato queste migliorie in autostrada portano ad avere meno incidenti. Sì, abbiamo avuto meno incidenti ma soprattutto meno morti negli ultimi 6 anni, un meno 25% di morti in Veneto, e quindi attorno ai 2.800 rispetto ai 3.000 e oltre che avevamo 6 anni fa.
Sicuramente gli interventi fatti, ma anche tutta la comunicazione fatta, anche da voi, dalla vostra agenzia di trasmissioni, perché questo ci permette comunque di dare maggiore consapevolezza. Oggi siamo in un tratto, il tratto di Cessalto, particolarmente intasato in questo momento. Siamo tra due direttive, quindi tra le spiagge di Jesolo, Caorle e la spiaggia di Eraclea, quindi un nodo strategico in questo momento per tutti i turisti. Ecco, si parla tanto dell'autostrada del mare, quella di Treviso, che dovrebbe sorgere sostanzialmente dove adesso c'è il sedime della Treviso Mare. Potrebbe aiutare ad alleggerire un po' il traffico che viene, chiamiamolo, da sud? Sì, quello sicuramente, cioè il tratto che viene da Venezia sarà importante, sarà un bypass. Per noi sarà strategica un'altra opera che è la circonvallazione che porterà verso la statale 14, quindi direttamente verso la spiaggia dal casello di Cessalto, e quindi risolverà anche quel tratto di traffico che viene da Trieste. Perché va detto che se c'è tanto traffico lungo l'autostrada, dopo naturalmente questo è tutto traffico che si riversa sulla viabilità ordinaria. Sì, assolutamente. Oggi è il primo giorno di bollino nero per il trasporto, ma lo è anche poi nelle provinciali, nei comunali. Dobbiamo avere massima attenzione in questo momento. Ecco, i lavori sono ancora in corso qui nel vostro tratto, nel vostro territorio. Venendo qui ho visto che c'è addirittura un sovrappasso chiuso al transito. Come sta procedendo, diciamo così, la viabilità dal punto di vista dell'A4? Sì, noi abbiamo 5 sovrappassi nel nostro tratto interessati dalla rimozione e la ricostruzione. 2 attualmente sono chiusi in centro, quindi via Vittoria, e quello a Santa Maria di Campagna. Gli altri li stanno costruendo in adiacenza, quindi non saranno grandi problemi. Il grande, tema per Cessalto è la chiusura di via Dante, la provinciale, quella che abbiamo fatto oggi, che quello è un tratto molto importante. Quando sarà chiuso passerà tutto il traffico per il centro. Nicola, devo dirti che mentre noi siamo qui in collegamento in diretta, e qui c'è l'entrata sostanzialmente all'autostazione di servizio, e devo dire tantissime sono le targhe straniere, svizzere, tedesche naturalmente, ma ho visto inglesi, addirittura belga, alcune targhe belghe. Insomma, ancora una volta il Veneto si conferma una meta turistica europea, per non dire veramente quasi mondiale. Sì, assolutamente, siamo la prima regione in Italia per quanto riguarda gli arrivi, e questo ci rende orgogliosi. Anche il fatto che continuino a sceglierci, il traffico lo paghiamo, è uno scotto che paghiamo ben volentieri per avere ricchezza. Grazie Sindaco, se non hai domande a te la linea, Nicola. Grazie a Lucio Zanato, torniamo velocemente in pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta, prima degli aggiornamenti da Marghera. Lo ricordo, ho ritrovato un cadavere al parco Catene di Marghera. Ci aggiorna fra pochissimo Ilaria Marchiori. Vediamo invece, e lasciamo la cronaca per un attimo, l'avvio del campo scuola alpino alla caserma Montegrappa a Bassano. C'era per noi Mirko Cavallin. Buongiorno da Bassano del Grappa, all'interno della caserma Montegrappa, col presidente della sezione ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo, perché da oggi inizia il camposcuola ormai tradizionale qui a Bassano per i giovani, già dai 16 anni in su, che per 2 settimane saranno qui appunto a fare un'esperienza dal sapore e dalla pratica alpina. Ricordiamo, presidente, di che esperienza si tratta? Ma è un'esperienza su 2 settimane, si sviluppa sia in caserma con attività didattiche, ma soprattutto all'esterno. I ragazzi a metà della prossima settimana partiranno, andranno sulla dorsale del Monfenera del Tomba, dove andranno a fare attività di escursione, anche attività di recupero trincee sul trincee del Pallon, e staranno via praticamente 2 giorni e mezzo. Dormiranno in tenda, si smonteranno le tende, faranno quelle attività che facevamo anche noi quando eravamo militari. Un pacchetto completo dove toccheranno con mano quelle che è la nostra caratteristica degli alpini, quelle che sono le nostre attività anche di protezione civile.
Sono una cinquantina in arrivo da tutte le province del Veneto, forse anche da fuori? Sì, arrivano anche da fuori, adesso non ho l'elenco specifico perché è stato redatto questa mattina, perché era appannaggio esclusivo della squadra sanitaria, dei medici stanno facendo i colloqui in entrata con i ragazzi. Arrivano, vi posso assicurare, arrivano un po' da tutta Italia, come da tradizione, e una cosa mi piace sottolineare perché è un po' anche un motivo d'orgoglio, ma da estendere a tutta la sezione Montegrappa, naturalmente non è prerogativa mia personale. Quando si è aperto il portale per iscriversi al campo scuola di Bassano, in 12 ore è stato praticamente completato. Questo è motivo d'orgoglio, ma soprattutto va a certificare il buon lavoro che da anni, da 5 anni a questa parte, questo campo scuola a Bassano fa. Grazie Presidente, molto esauriente. Abbiamo raccolto anche le voci di alcuni genitori che hanno accompagnato i ragazzi, alcuni la prima esperienza, alcuni di ritorno. Con queste voci vi lasciamo. È una formazione molto importante e va valorizzata, va presa e va soprattutto anche portata fuori, perché l'esperienza che si fa qui dentro è un'esperienza che resta. Come mai questa scelta? Perché è già un anno che aspetta, perché l'anno scorso era a 17, quest'anno a 16 e quest'anno ce l'ha fatta di entrare. Quindi aveva proprio voglia? Sì. Come mai questo desiderio? Capirlo. Chissà che l'alpinità prenda piede. Lei il suo rapporto con gli alpini? Viva Dio. Speciale, non buono, speciale. Lei è entusiasta, quindi adesso vediamo, tanto da imparare, disciplina, regole, forse al giorno d'oggi quello che bisogna imparare anche. Esatto. Ecco, un'esperienza formativa in tempi in cui dei giovani spesso si parla male. Beh, sicuramente serve, al giorno d'oggi magari sembra quasi essere questa parola strana, regole, non diritti ma doveri, serve. Io sono contenta perché ogni anno non vede l'ora di venire ai campi anche precedenti che ha fatto tanti amici, lavano i piatti quando tornano a casa qualche volta, si sistema la camera e sono amicizie che vedo che durano negli anni. Infatti ha fatto 3 anni a Feltre proprio perché anche con le cuoche, con tutto lo staff degli alpini ha fatto un'amicizia profonda. Tale padre, tale figlia. Ecco, certo. Com'è nata questo desiderio di venire qua? Sì, la ragazza, mia figlia, ha già fatto un campo 2 anni fa a Pienezze, si è trovata bene, ha avuto una bella esperienza e voleva ripetere questa una cosa più radicata in caserma, ecco. È un desiderio che lei magari le ha inculcato, suggerito, spinto? No. Lei vede che ogni anno vado agli adunati, io partecipo a tutte le adunate con il mio battaglione. Sì. E desidera, ha preso spunto anche. Questa è dunque l'esperienza del campo scuola alpino. Lo dicevamo prima, andiamo a Marghera, Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per cercare di capire cosa è accaduto. Sappiamo, lo dicevamo prima, che è stato trovato questo cadavere al parco Catene di Marghera. Dobbiamo capire però di cosa si tratta, perché le indagini per adesso hanno tutte le piste aperte. È così, Ilaria? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo proprio qui nei pressi di Parco Catene a Marghera. È stato rinvenuto il cadavere di quest'uomo, sembrerebbe intorno alla quarantina e secondo delle prime informazioni che arrivano dalla questura, sul posto infatti sono arrivati poco dopo gli agenti della Polizia di Stato, sembra che questa persona stesse facendo jogging, potrebbe essersi anche sentito male. A dare l'allarme un passante che ha appunto chiamato immediatamente la polizia, giunta poco dopo sul posto insieme al personale sanitario. Secondo una prima ricostruzione però è giusto ribadire molto precoce, visto che è successo da pochissimo. Infatti sia i sanitari del SUEM che gli agenti della polizia se ne sono andati davvero da poco e non ci sarebbero segni di violenza sul corpo di questa persona. Dunque
comunque al vaglio ci sono varie ipotesi, tra cui quella probabile, abbastanza probabile, del malore, ma naturalmente per dare delle risposte certe bisognerà attendere tutti gli accertamenti sia da parte del personale sanitario sia poi le indagini da parte della questura. Questa comunque è la zona di Parco Catene, al momento è isolata, non c'è nessuno e quindi non ci resta che appunto attendere. Nel corso della giornata si dovrebbero avere delle informazioni più precise, perché è successo da poco, nel senso che l'allarme è stato dato intorno alle 9, forse poco dopo, poi sono giunti qui appunto gli agenti della polizia, i soccorsi con i sanitari, l'ambulanza, il SUAM 118 e quando sono giunti sul posto però non c'era più nulla da fare, perché questa persona si trovava qui a ridosso di un muretto senza vita. Grazie Ilaria Marchiori e Sandro Bonchio. Allora chiudiamo, prima di salutarci, vedendo le immagini della cerimonia che c'è stata questa mattina a Ponte nelle Alpi, le eccellenze della montagna con il premio Pelmo d'Oro 2026 con Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Siamo a Quantin di Ponte nelle Alpi, è qui che fa tappa la 28ª edizione del Pelmo d'Oro, un'intuizione geniale 28 anni fa, quella di istituire un premio alla cultura, la cultura della montagna, e oggi in platea ci sono le eccellenze del mondo dell'alpinismo, della cultura dell'andare in montagna, ed è un momento particolarmente significativo qui all'interno di questa struttura che in apertura è stata intitolata alla memoria di Giovanni Viel, collega giornalista che proprio da qui ha raccontato le imprese sportive non solo dello sci di fondo ma anche dell'atletica leggera. In platea ci sono le autorità, tutti i sindaci della provincia di Belluno, ma c'è anche il presidente della regione Veneto Alberto Stefani. Allora vi farei sentire subito il suo intervento. Un evento che è giunto alla 28ª edizione e che celebra le eccellenze della montagna. Un ringraziamento va a tutte le comunità montane, perché se oggi questo si verifica, tra l'altro in una frazione di un comune importante del Bellunese, si verifica grazie alla collaborazione delle comunità montane e della gente di montagna. Io sono qui per ringraziarli. Per il presidente della provincia Marco Stanovo Polacco è la prima edizione, si tratta della prima edizione del Pelmo d'Oro nel suo ruolo di presidente. Lui assieme agli accademici del CAI, delle guide alpine e insomma del mondo che rappresenta la cultura della montagna, fa parte della giuria che di fatto individua i destinatari del premio. Un'emozione grande, perché comunque qui andiamo a premiare persone della montagna, che vivono in montagna, quindi questa è la cosa più bella. Il percorso che facciamo anche con la giuria di analisi delle varie figure è veramente bello, perché scopriamo delle figure che di fatto altrimenti rimarrebbero nell'anonimato, no? Quindi è un bellissimo percorso e penso che le persone che vengono premiate oggi siano veramente caratterizzanti del nostro essere montanari. Prima di salutarci vi dico che nel corso di questa giornata vengono celebrati anche gli atleti bellunesi che si sono distinti nelle recentissime Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. In sala ci sono davvero tutti gli atleti che hanno ottenuto, tutti gli atleti medagliati. Ed è tutto per questa edizione di Focus TG, grazie per averci seguito, arrivederci.